Grazie Presidente. Sì, ho presentato questa mozione perché i miei colleghi mi hanno sollecitato a parlare di un argomento del quale sentivano la mancanza e io, come ben si sa, non ho fatto altro che aderire a questa richiesta anche per ravvivare un po' questa aula sorda e grigia, come qualcun altro diceva. Ma tornando alla serietà, noi abbiamo, l'attuale ordinamento prevede all'articolo 27 della legge statale 157 del 92 prevede che la vigilanza sul nostro territorio in applicazione delle normative vigenti, e per quanto riguarda tutta la parte riguardante la pesca sono altre normative che la vanno a regolamentare. Per quanto riguarda l'attività venatoria prevede l'articolo 27 del 157 del 92 che la vigilanza venga garantita dagli agenti dipendenti degli enti locali e oltre a questi venga garantita dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie, delle associazioni agricole, delle associazioni di protezione ambientale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie giurate comunali, di ufficiali di polizia giudiziaria in genere, guardie parchi, guardie campestri, guardie private riconosciute dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. Recentemente una sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito per quest'ultima tipologia di agenti di vigilanza, cioè le guardie ecologiche e zoofile, ha sancito che gli agenti che possono effettuare la vigilanza a norma di legge sono solo gli agenti delle guardie ecologiche e zoofile, solo quelle riconosciute da leggi regionali. Impropriamente, indebitamente, da qualche anno si erano messi a fare vigilanza sia venatoria che ittica, si erano messi gli agenti delle guardie ecologiche e zoofile, non solo quelle riconosciute da leggi regionali, ma anche quelle dotate dal decreto che viene rilasciato dalle prefetture. Allora, noi abbiamo avuto modo di constatare che la Regione ha già fatto un passo in avanti per quanto riguarda la garanzia della corretta applicazione delle norme attraverso l'istituzione del servizio di vigilanza regionale. Ma l'articolo 27,7 della 157/92 chiarisce che il coordinamento di tutta la vigilanza debba essere fatto dalle province, ma avendo la Regione portato a sé le materie che prima erano delegate come caccia e pesca, adesso questo coordinamento deve essere fatto dalla Regione. Quindi l'invito è prima di tutto alla Giunta regionale di dare corso al pronunciamento del Consiglio di Stato che ha sancito in modo inequivocabile appunto che le guardie zoofile hanno solamente competenze in materia di applicazione della norma contro il maltrattamento degli animali affezionati, nessun altro tipo di competenza, così come ha sancito il pronunciamento del Consiglio di Stato che le guardie zoofile o ecologiche non possono essere dotate di arma d'ordinanza, in quanto il loro compito non necessita di questo strumento previsto invece per altri agenti come quelli dipendenti dagli enti locali. Quindi questa mozione non fa altro che richiamare la Giunta regionale alla corretta applicazione del pronunciamento del Consiglio di Stato e fare in modo da dare applicazione a quella norma che abbiamo approvato con legge 30 del collegato approvato in dicembre, che prevede appunto che oltre alla istituzione del servizio di vigilanza regionale ci sia l'obbligo del coordinamento di tutto l'apparato che deve provvedere a garantire il rispetto della legge, facendo in modo che venga fatto chiarezza anche sul fatto che siccome ci sono molti agenti volontari che parrebbero nell'esercizio delle loro attività non saper né leggere né scrivere, prova ne sia che più del 30% dei verbali che vengono elevati da questi agenti volontari vengono sistematicamente annullati da parte delle province per palese illegittimità dei loro contenuti. Quindi chiediamo che ci sia un aggiornamento e una verifica dei requisiti in possesso di queste guardie volontarie in modo tale che la legge venga applicata
con obiettività e non come avviene adesso magari con posizioni alquanto discrezionali. Solo per garantire una corretta informazione, le circolari a cui fa riferimento questa mozione, che sono circolari ministeriali, sono a disposizione di chiunque le voglia constatare. Sarà mia cura fornire copia anche al consigliere Zanoni per fare in modo che abbia una completa informazione. Queste sono circolari che sono tutte antecedenti al pronunciamento del Consiglio di Stato. Qui chi vuole vedersi il pronunciamento del Consiglio di Stato nella sua interezza, c'è il dispositivo che chiaramente stabilisce che le guardie zoofile non possono svolgere servizio di vigilanza venatoria o ittica, ma devono limitarsi alla corretta applicazione delle normative contro il maltrattamento degli animali da affezione. È chiaro il dispositivo, è chiarissimo il dispositivo, non ha altri tipi di interpretazioni da parte di nessuno. Per quanto riguarda la questione legata alla professionalità delle guardie volontarie in genere, se il consigliere Zanoni mi vuole garantire che le guardie volontarie tutte esercitano la loro attività in maniera assolutamente equidistante e obiettiva, pensate che Zanoni stesso mi sembra sia ancora guardia volontaria di un'associazione che si chiama Lega per l'abolizione della caccia. Ora, pensate se una guardia volontaria che ha nel suo stesso nome, nel suo statuto, come obiettivo l'abolizione di un'attività lecita consentita dalle direttive comunitarie, da normative statali, regionali e provvedimenti provinciali applicativi in merito, c'è tutto da dire. Però questa è una disquisizione di diversa natura. Quello che chiediamo unicamente è che la normativa vigente venga applicata con correttezza, con omogeneità, senza permettere che alcuni agenti, magari o per scarsa preparazione o per malafede, vadano poi a vessare dei cittadini che esercitano delle attività lecite in maniera indebita. Questo è quanto, e quindi chiediamo alla Giunta di provvedere per garantire la corretta applicazione della normativa vigente, per coordinare tutte le attività di vigilanza come prevede l'articolo 27,7 della 157/92 e che venga fatto in modo che attraverso questo coordinamento chi esercita le attività lecite lo possa fare senza essere oggetto di inutili azioni vessatorie da parte di chi attraverso magari un decreto di guardia volontaria crede di essere legittimato a fare delle cose magari non rispettose della legge.